torna di moda a Bassano la truffa delle cassette di vino e a farne le spese è subito un pensionato, alleggerito dell'intero contenuto del portafogli mentre si trovava fuori da un supermercato. Il fatto si è verificato qualche giorno fa nel parcheggio di un market bassanese, dove l'anziano stava caricando la spesa nella sua macchina. All'improvviso è arrivato un furgone bianco, dal quale è sceso un uomo che, parlando in dialetto veneto, si è qualificato come un vecchio amico di famiglia che aveva fatto dei lavori di tinteggiatura per il malcapitato qualche tempo prima. Ovviamente nulla di questo era vero, ma è bastato per mettere nel sacco la vittima che in men che non si dica si è trovata con l'auto piena di cassette di vino che il nuovo arrivato ha estratto dal furgone. Alla fine il truffatore ha chiesto per l'omaggio anche un piccolo contributo in nome dei bei vecchi tempi, sfilando tutto il contenuto del portafogli dell'anziano ormai frastornato. Alla fine il malvivente se n'è andato e al truffato non è rimasto che raccontare quel che gli era accaduto ai suoi familiari, che si sono rivolti a Rete Veneta per avvertire la popolazione che in giro ci sono truffatori specializzati. È bene prestare la massima attenzione e rivolgersi immediatamente alle forze dell'ordine non appena ci si accorge che qualcosa non va.